libertà. La libertà è sacra. La più inaccessibile delle regioni italiane. Da sempre c'è stato qualcuno che ha guardato quest'isola come un peso morto, una terra da castigare. E poi la vedevo io come, secondo me, ci fosse una specie di ribellione, quasi di odio, di vendetta contro questi ricchi che ti avevano sfruttato magari tutta la vita. È anche la storia di un popolo e di una terra dove la vendetta era più forte delle leggi dello Stato. Troppe volte le popolazioni sarde sono state deluse dal comportamento di coloro che invece avrebbero dovuto aiutarli. Si verificano molti atteggiamenti psicologici, alcuni di odio. Quello è il cattivo, quello è chi mi minaccia. A me di liberarmi di te non me ne frega niente, io ti sparo in testa. È come quando sparo a un cane che mi dà fastidio, un cane che mi sta ammazzando le pecore. Io ti sparo in testa. L'eroe tradizionale sardo, spesso, troppo spesso, era un violento, a volte un ribelle, ma sempre un violento. In Sardegna ora è predominante l'assalto ai pulmini portavalori, l'assalto quasi settimanale alle banche. Sono forme di delinquenza umana. Unire cioè la cultura ad attività economiche in modo da creare uno stimolo continuo a migliorare. La delinquenza si è evoluta, si è colonizzata. Adesso la delinquenza è la cocaina. Altro che orgoglio, altro che codice, altro che cultura. Lei non se ne andrebbe dalla Sardegna? No, io amo la mia terra. E perché? Altrove lei potrebbe trovare un lavoro più remunerativo. Forse non sono i soldi che fanno la felicità dell'uomo. E che cos'è che fa la sua felicità?